Vai. Questa sera c'è stata la presentazione del libro a Montichiari, quindi anche molto distante da casa, una bella serata con molta gente per raccontare una storia che insomma è unica effettivamente nel suo genere, ma nella quale si riconoscono tanti amministratori d'Italia e tanti cittadini. Credo che il tema vero sia proprio qual è il ruolo di noi sindaci, cosa possiamo fare, cosa non possiamo fare. Abbiamo sempre pensato che valesse il detto male non fare, paura non avere. In realtà nella pubblica amministrazione sempre più sembra valere il detto nulla non fare, paura non avere, perché sposti un dipendente rischi la denuncia, tocchi gli interessi di qualche immobiliare, rischi la denuncia e alla fine noi sindaci siamo al fronte, siamo esposti a qualsiasi tipo di perturbazione, siamo lasciati molto soli. Questo lo si vede nella mia situazione, ma in tante altre situazioni e credo che appunto sia il tema principale su cui bisogna concentrarsi, su cui è importante accendere i riflettori. Vai. Naturalmente la presenza a Montichiari ha un valore particolare perché effettivamente anche qui c'è un'amministrazione molto dinamica che ha provato e ha attuato il cambiamento, che ha vissuto in questi ultimi periodi una situazione simile proprio per aver il sindaco provato in tutte le maniere a fare gli interessi del comune senza nessun interesse personale e questo gli viene riconosciuto, ma per questo insomma viene accusata insomma, no scusa, aspetta. Fare grave Mm. come l'arresto. Vai. Essere qui a Montichiari ha un significato particolare perché comunque c'è un'amministrazione anche qui che si è battuta e si sta battendo con tenacia per il cambiamento, un'amministrazione molto vicina alla cittadinanza, però che ha vissuto una situazione simile alla nostra, con un sindaco arrestato, anche in questo caso senza aver operato per interessi particolari, diretti o indiretti, questo gli viene riconosciuto, ma solo per essersi battuta a favore della propria comunità. E qui si apre il tema che non è quello del rischio dei sindaci di avere un procedimento, questo può capitare, sappiamo di essere sotto il bersaglio continuo, un po' a volte c'è il tiro al piccione, quindi questo un sindaco lo mette anche in preventivo. Il tema su cui forse vale la pena fare una riflessione è quello delle misure cautelari preventive, degli arresti domiciliari, dell'esilio come nel mio caso che dura quasi da 6 mesi, insomma, che impediscono di fare la cosa per cui ci si è impegnati e che i cittadini hanno deciso di affidarti di fare. Quindi un qualcosa su cui credo sia opportuno fare una riflessione con pacatezza, senza strepiti, senza grida sconclusionate, ma con una molta consapevolezza insomma, dell'importanza degli amministratori comunali che sono l'ultimo anello della catena che lega cittadini